Flavio Tesser deve lanciare un appello, Associazione Sportiva Friuli Basket 88. Tesser. Eccomi qua. Allora, io rappresento l'Associazione Sportiva Friuli Basket di Ponte della Priula. È una società che è nata ancora nei tempi nell'88, più di 20 anni fa. E abbiamo un gruppo, diciamo, di oltre 60 bambini che praticano dello sport che va dalla prima elementare fino alla quinta elementare. Poi abbiamo altri settori giovanili che naturalmente crescendo di età arrivano fino alla squadra più grande, che è la squadra senior. Abbiamo il bisogno naturalmente di essere sostenuti, che in questo periodo non troviamo risposta. Sarà la situazione economica, sarà quello che è, però abbiamo bisogno appunto di ditte commerciali di qualsiasi genere che ci possano dare una mano. Nonostante questo noi ci diamo, diciamo, del nostro, perché siamo un organico che fa solamente volontariato oltre questo la nostra attività, i nostri allenatori svolgono anche un'attività presso le scuole. Entrano, diciamo, sulle scuole dove i ragazzi delle scuole elementari, parliamo, si trovano molto bene e abbiamo un riscontro che da lì vengono in palestra per... Quindi anche grazie alla vostra attività non si drogano? Quello diciamo, è forse il core principale, perché avendo un'attività dove si impegnano hanno meno tempo di pensare forse a altre cose. De Anna, l'assessore allo sport, ha chiesto la parola. Vorrei dire questo, Presidente, io condivido tutto quello che lei ha detto. Vorrei fare un ragionamento semplice. Quando noi parliamo di sport, magnifichiamo con termini lo sport, diciamo che lo sport è sacrificio, abnegazione, aggregazione, solidarietà, sussidiarietà, etica sociale, gioia per una vittoria, amarezza per una... Potremmo aggiungere altri vocaboli, ognuno di noi potrebbe aggiungerne altri 10. Però, quando andiamo a stabilire nei bilanci le priorità, ci comportiamo da quello che io definisco un atteggiamento da moralista disonesto e non da peccatore onesto. Preciso. Diciamo, sì, però in questo momento lo sport non è una priorità. Lo sport in questo momento nella società italiana è una priorità, perché oltre alla ricaduta sportiva della disciplina, ha una ricaduta di promozione del territorio, ha una ricaduta turistica, ma soprattutto ha una grande ricaduta in questo momento su quella che è la coesione sociale. E anche il risparmio sanitario. Vede, piacerà molto questa affermazione a lei, Gandhi. Quando la Ministro Gelmini lo scorso estate dichiarò che avrebbe combattuto nella scuola la devianza o il disagio, in particolar modo il bullismo, con l'introduzione del voto di condotta, la blusa e l'educazione civica, cose che io ho molto apprezzato. Avrei molto di più apprezzato le parole del Ministro se avesse detto: accanto alla blusa, all'educazione civica e al voto di condotta facciamo più sport nella scuola. Certo. Perché questa è la vera realtà, più la grande missione dello sport. Nella scuola, lo dice l'assessore regionale allo sport. E allora noi dobbiamo, noi pubblico in questo momento, noi istituzioni regionali, provinciali e comunali, proprio perché il privato in grande difficoltà toglie quelle che sono le risorse alle associazioni sportive, dobbiamo avere il coraggio di mettere mano non solo al cuore ma anche al portafoglio e sostenere ancora di più questo mondo di volenterosi volontari che profonde professionalità pur non essendo professionali. Ecco, dove devono indirizzare, che indirizzo avete se c'è qualcuno che vuole sostenere la vostra attività? Abbiamo l'indirizzo diciamo email che è info@friulabasket.info@